Bentrovati, nuovo appuntamento giornaliero dedicato al mondo dello sport, www.venetoglobe.com, la nostra web tv, naturalmente il tutto in onda sul digitale terrestre, canale 95 di Caffè TV 24 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. Andiamo subito a vedere quali sono le principali notizie per oggi per quanto riguarda il mondo sportivo. Sempre concentriamoci su Wimbledon, sull'erba, siamo arrivati alle semifinali e sono le semifinali, hanno detto e confermato, più vecchie per quanto riguarda l'età. Djokovic contro Bautista e Federer contro Nadal. Nel misto intanto la coppia Murray-Serena Williams esce fuori al terzo turno. Al Tour de France invece vince Sagan a Colmar, per lui è il 12° successo personale, un po' come Bartali e come Cipollini. Al Philippe ancora in maglia gialla. Il calcio vive le fasi più importanti del calciomercato naturalmente in questi giorni, in queste settimane. Cominciamo da Juve ed Inter, al lavoro con occhio attento al mercato per aggiudicarsi i pezzi pregiati di cui si parla già da tempo per entrambe le formazioni in cerca di definizione e di conferme. Questo è Sarri che va, diciamo così, al lavoro. Sempre per quanto riguarda Inter e poi Milan, sono concentrati, oltre che sul calciomercato, anche sulla situazione del nuovo stadio che sarà pronto, si dice, nel 2023. Andiamo a Napoli, o meglio andiamo a Di Maro, dove il Napoli è al lavoro da alcuni giorni e a tenere banco è il colombiano James che vorrebbe l'Italia, vuole l'Italia e si tratta sulla formula con cui arriverà in Italia. La Roma trova l'ok di Pallotta per due giocatori, Alderweireld ed Higuain, ed è un Pallotta che prova a muoversi sul mercato anch'esso. Prima amichevole ieri intanto a Moena per la Fiorentina, che vince 21-0 contro la rappresentativa della Val di Fassa. Inizia il calcio d'agosto. Iniziato il calcio d'agosto con relativa presentazione anche a Padova per quanto riguarda la società che si è presentata alla città, le forze politiche e non, e naturalmente il suo presidente, come abbiamo sentito ieri, ha chiesto che dopo i 5.000 abbonamenti dello scorso anno che ci sia fedeltà per i colori sociali. Adesso andiamo a sentire il sindaco di Padova. Cos'è? E Diego sta spiegando, è una cosa importante per Padova. È stata fatta nel 1910, a questa età qua, no, sono più giovane, ha detto Diego, scherzo, no. Come no, può essere un punto interessante, io mi ricordo, mi ha appena ricordato Stefano quando è stato presentato l'Alas, è stato presentato all'interno dei perrocchi e sono scappato attraverso le cucine perché c'era una ressa tale che c'erano motivi di sicurezza, per cui anche i perrocchi lo ricordo. Questa è stata un'iniziativa importante, secondo me, molto importante, piacevole, perché ricordo un momento piacevole. Il calcio Padova sia per me che per Padova penso sia una cosa importante. L'impressione della nuova società è positiva, stanno operando bene. Io rimango un tifoso, oltre che fare il sindaco, per cui sono sempre molto interessato a quello che fanno. I rapporti con loro sono ottimi, sono buoni. Confido che non sarà facile essere, però confido, come ha detto Giorgio Ferruguglia, anche in 3 anni si ritorna, magari abbiamo un po' di fortuna, facciamo prima. Sono ricordi piacevoli, ho passato 10 anni piacevolissimi, divertenti, mi sono fatto un sacco di amici, ho imparato un sacco di cose, anche sotto certi aspetti Padova si ama anche col calcio, non solo con la cultura, con l'aspetto storico, l'aspetto enogastronomico. Padova è veramente una città che ha tantissime di quelle cose e man mano che passa il tempo che faccio il sindaco, io ho conosciuto veramente Padova facendo il sindaco, perché ha tante di quelle sfaccettature, tante di quelle cose che sono incredibili, è una grande città. E lo dimostra il fatto anche sotto l'aspetto calcistico che molti giocatori sono rimasti qua, dopo a termine di carriera sono tornati, ma come moltissimi comandanti dei carabinieri, degli ufficiali che decidono quando vanno in pensione di stare qua, perché Padova è una città che ha tutto, è una città piacevole, sicura, inclusiva, devo dire una bella città.
Era più che altro uno spot turistico, insomma, fatto dal sindaco Giordani, più che parlare del Padova, di cui ha detto comunque che è orgoglioso, avete sentito. A parte il Padova, pronto a partire anche il Pordenone del presidente Lovisa e del tecnico trevigiano Attilio Tesser, si riunisce domani, ritiro ad Arta Terme, poi il 27 rientro a Pordenone e nel pomeriggio amichevole a Chions contro i locali che militano in Serie D. Sempre per quanto riguarda la B, il Cittadella salirà a Lavarone in Trentino dal 21 luglio al 3 agosto. Per quanto concerne il calcio, noi gli occhi puntati li terremo sul campionato di eccellenza come lo scorso anno, interviste, servizi, telecronache per tutta la stagione per darvi sempre il meglio di questo campionato. Un altro campionato che sarà bello sicuramente per il Treviso è quello di promozione. Il Treviso Calcio è ripartito con il nuovo consorzio, grazie al sindaco, grazie ad alcuni personaggi che hanno stretto intorno a Sandri i legami per una nuova società, quella trevigiana del Treviso Academy. Andiamo proprio a sentire Luigi Sandri. Sì, allora vorrei fare un distinguo. Oggi abbiamo presentato il consorzio che è, diciamo così, il veicolo che sosterrà il progetto sportivo. Le due cose al momento sono distinte e diciamo questo è il primo passo, quello più importante per cominciare a dare una solidità allargata a quello che sarà il progetto sportivo appunto di Treviso Academy. Quali saranno i prossimi passi? Diciamo che abbiamo avuto un alacre lavoro da fare negli ultimi 2 mesi, soprattutto da un punto di vista burocratico, e questa tappa e quindi il culmine di questo iter ci consente oggi di parlare in maniera programmatica e di fatti in maniera più consolidata, in quanto con le ipotesi sappiamo bene che poi dopo si creano solo false aspettative o magari illusioni e poi conseguentemente delle delusioni. I prossimi passi sono che stiamo costruendo tutto l'organico delle squadre del settore giovanile, in quanto ci troviamo a gestire un numero importante di atleti e fortunatamente godiamo anche della gestione di più impianti sportivi. Questo quindi ci consentirà di fare delle attività come Treviso Calcio sia a Treviso in quanto città tale che anche a Quinto di Treviso piuttosto che a Nervesa. Diciamo che già la prossima settimana faremo un briefing con tutti i giocatori della prima squadra, nonché lo staff tecnico e appunto quello medico, per cominciare a conoscerci. Manca ancora qualche tassello, diciamo che manca apposta perché vogliamo capire un attimo se si presenterà qualche situazione virtuosa da poter integrare in maniera competitiva il gruppo della prima squadra, e stessa cosa comunque vale anche per le squadre del settore giovanile, nel senso che abbiamo tenuto lo spazio per integrare gli organici magari con una o due figure di giocatori. Questo è Luigi Sandri, ex presidente del Nervesa, è proprio a Nervesa della Battaglia in questi giorni il Consiglio Comunale per chiarire proprio la situazione dei campi di Nervesa della Battaglia, da chi saranno usati, e del settore giovanile. Insomma, c'è un po' di confusione in questo caso. Eccellenza, promozione, prima e seconda categoria cominceranno l'8 settembre, lo ricordiamo, ma la Coppa il 25 agosto. La Serie D inizierà invece il 1 settembre con la Coppa Italia sempre il 18 agosto in anteprima. Passiamo al basket, cominciando dalla Serie A1, dove quest'anno militerà la Treviso De Longhi, la TVB De Longhi. Vedete, è una TVB De Longhi che ha usato lo stesso slogan che aveva usato Luca Zaia quando era presidente della provincia: se la vedi ti innamori, con questa A alta, perché sta a significare appunto il raggiungimento della Serie A1 maschile. 13 e 14 settembre, primo appuntamento importantissimo per Menetti e i suoi giocatori al Pala Cornaro di Jesolo, con Reyer Venezia, Virtus Bologna e Trento, un torneo veramente impegnativo e molto importante. Tutto sarà preceduto poi, per quanto riguarda l'inizio del campionato, che andrà via settimanalmente a metà settimana il 25 settembre, preceduto, vi dicevo, dalla Supercoppa il 21 e il 22 di settembre. Per quanto riguarda la Serie A2 femminile, il Ponzano, qui andremo a concentrarci su questa categoria con una prima mossa nel mercato.
adesso ci si sta muovendo anche sul settore delle ragazze, delle giocatrici. Confermato alla guida della compagine trevigiana Filippo Campagnolo, era il tecnico che è riuscito nella salvezza importante dello scorso anno e da qui si ricomincia. Per l'Imoche Volley Conegliano, quindi siamo sulla pallavolo femminile, si attende la ripresa degli allenamenti con parte della squadra, visto che molte saranno impegnate con le proprie nazionali, anche le nostre giocatrici italiane, appunto con la nazionale italiana, per presentare e per preparare la qualificazione alle Olimpiadi. C'è un invito che è arrivato in queste ore alla società coneglianese, quella del campionato del mondo di volley femminile, dal 3 all'8 dicembre, che si disputerà a Kaohsiung. E a proposito di campioni del mondo, andiamo a sentire l'americana Ogbogu ai nostri microfoni durante la presentazione delle atlete Egonu, Sorokaite e la stessa Ogbogu. Sentiamo cosa ci disse nell'occasione. Lei si è laureata campionessa della VNL pochi giorni fa. Yes, Kim Hill told me about Imoko. She had nothing but good things to say about the club. And I also talked to Kelsey Robinson, Kesha, who played here a couple years ago, and she was like, I loved my experience in Italy and Imoko, and you're going to be great there. Everyone takes care of you. Everyone is really friendly. And the two things that they both said is it's a real family environment, and that's what I wanted in a team. Yes, I think what better way to... Questa è Chaka Ogbogu, che abbiamo sentito in sede di presentazione quando venne presentata insieme ad Egonu, a Paoletta Egonu e a Indre Sorokaite presso la ditta Garbellotto di Conegliano. Una Ogbogu che aveva dichiarato, come avete potuto capire e sentire, che insomma era contentissima di essere a Conegliano, contentissima di vestire la maglia dell'Imoco che conosceva già, e che quindi per lei è un onore, come vedete anche dal bel sorriso. Pensiamo che ci possa dare e potrà dare grandi soddisfazioni al tecnico coneglianese e a tutta la città e a tutto il Palaverde. Bene, torniamo in studio perché saremo sempre molto attenti anche al campionato Pro 14 del Benetton Treviso. I Leoni hanno chiuso la prima parte della preparazione svolta alla Ghirada con un gran numero di prestiti in prova e di permit. Questa foto si riferisce alle trasferte sudafricane dello scorso anno. Ce ne saranno anche quest'anno, perché le due franchigie sudafricane ci sono ugualmente. Bella questa foto che va a pescare momenti di gioia e momenti di tranquillità tra una partita e l'altra. Non andò molto bene, non andò benissimo, insomma, come ci si aspettava in Sudafrica lo scorso anno. Mancheranno dal 15 luglio nuovo raduno alla Ghirada, mancheranno i nazionali, quelli dell'Italia appunto, e quelli altri che giocano nei loro paesi, come la convocazione di Manu Nasi con Tonga l'altro giorno. La Ghirada tra l'altro ospiterà proprio la nazionale inglese che si prepara in vista della Coppa del Mondo dal 20 settembre in Giappone. Gli inglesi saranno a Treviso dal 22 luglio al 2 agosto e poi dal 28 agosto al 5 settembre, prima di giocare la partita contro l'Italia a Newcastle. Il Pro 14 inizierà in ritardo, visti i mondiali. Il via sarà dato il 27 settembre, mentre la Champions Cup vedrà il Benetton nel girone con Leinster, Lyon, Northampton Saints. Il primo round fissato per il 15, 16 e 17 di novembre. Con questa notizia dedicata al mondo del rugby ci fermiamo e vi diamo appuntamento domani, sarà l'ultimo spazio settimanale. Buona giornata a tutti.